Il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni ha raccontato la mafia, i suoi mutamenti, la sua trasformazione post-stragista, di come comanda e si arricchisce. Ha parlato anche di antimafia vera e farlocca, di politici e di una Sicilia che sta sprofondando sempre più. L'occasione è stata data dalla presentazione del suo nuovo libro, Immortali, un incontro con l'autore che si è tenuto nella sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara, promosso dal Centro Studi Antonio Russello in collaborazione con il Caffè Letterario, la Consulta Giovanile e il Comune di Favara. Un incontro partecipato, moderato da Sara Chianetta, con la presenza di un folto pubblico che ha interloquito con l'autore, presenti anche il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore Carmen Lopresti. Durante l'incontro rappresentanti di alcune compagnie teatrali hanno letto anche alcune pagine del libro e diversi esponenti di associazioni e centri culturali con i loro interventi hanno stimolato l'autore e arricchito l'incontro. Apprezzati gli interventi musicali della pianista Valeria Spina, ma sentiamo l'autore. Attilio Bolzoni, chi sono questi immortali e qual è il segreto, se lo sappiamo, della loro immortalità? Gli immortali sono quelli che non muoiono mai, quelli che comandano sempre da 30 anni qua in Sicilia mentre sprofondano i paesi, crollano i ponti, l'acqua non arriva, i rifiuti ci sommergono e loro sono sempre lì a comandare, nonostante tutto questo. Il segreto siamo noi che li facciamo rimanere lì. Cosa troviamo in questo libro? Troviamo storie dei politici, delle tribù politiche siciliane, troviamo la storia delle stragi che vogliono riscrivere, che qualcuno le vuole riscrivere minimizzando, banalizzandole, troviamo mafia capitale. A Roma ci sono tutte le mafie del mondo, ma non per la magistratura. Troviamo l'antimafia farlocca, l'antimafia degenerata, l'antimafia ladra e troviamo una Sicilia che si sta perdendo, sta tornando nel suo passato più brutto. Una mafia che non uccide più, o almeno che non fa più stragi, più silenziosa e forse anche che guadagna di più. È una mafia che è tornata mafia, che fa gli affari di sempre senza manifestarsi all'esterno che ho la violenza e le armi, quindi non crea allarme sociale, ma la mafia che cosa fa? Cerca di ricattare, inserirsi, infilarsi nelle istituzioni, trovare accordi con la borghesia delle professioni, fa la mafia, quella che ha sempre fatto. Quando se ne sono andati i Corleonesi è tornata se stessa, è tornata mafia. Una mafia che non vuol dire solo Cosa Nostra, ma vuol dire 'ndrangheta, vuol dire Sacra Conoromita, non vuol dire più Sicilia, ma oserei dire vuol dire mondo. Le mafie in Italia, soprattutto l''ndrangheta e Cosa Nostra, sono come dei vasi comunicanti. La mamma è sempre una però, perché quando c'è molta attenzione su Cosa Nostra, l''ndrangheta sale, quando lo Stato si occupa di 'ndrangheta sale Cosa Nostra. La camorra è una cosa diversa perché è un arcipelago di associazioni senza un vertice. Le due mafie più importanti, più pericolose, perché hanno un progetto politico che non significa che stanno con un partito o con l'altro, ma pensano alla politica, cioè al potere, sono quella calabrese e quella siciliana. Ma quando finiremo di parlare di mafia? Quando noi cittadini diventeremo più consapevoli e non ci faremo più mettere i piedi in testa da questi e da alcuni politici.